Partita Federico Colbertaldo, quarta corsia, come già in tante occasioni ha notato il miglior tempo di qualificazione, 3:55,22, detiene il primato del meeting, 3:41,05. Questo la dice lunga sulle condizioni di Federico, che in questi giorni ha ancora qualche problema di dolori alla spalla da qualche stagione. Qualche problema fisico gli rende difficile il percorso, un percorso che però ha scritto storie del nuoto azzurro, pagine importantissime della storia del nuoto azzurro, con il bronzo mondiale nel 2007 ai campionati iridati di Melbourne, il primato europeo degli 800 stile libero e i 2 titoli europei di vasca corta collezionati da Federico insieme a tantissime altre medaglie. La gioventù si fa sotto, Mattia Zuin passa al comando, gara d'attacco come di consueto per lui, 54,44, Baggio 56,02, Colbertaldo in terza posizione 56,21. Zuin con partenza decisa ha notato ai campionati italiani giovanili 3:50,47 per approdare al secondo gradino del podio. Colbertaldo che cerca di non lasciarselo sfuggire, gli rimane incollato alle caviglie con Zuin in 1:23,34, Colbertaldo 1:24,91. Sappiamo che la forza di Federico in questi 400 è la seconda parte di gara. Naturalmente è un cattivo cliente quest'oggi Mattia Zuin, un atleta in grande crescita negli ultimi anni, che oltre ad aver vinto un argento e un bronzo ai categoria, ha collezionato un argento e 2 bronzi ai giovanili, è stato vincitore di Coppa Komen nei 200 farfalla e argento agli europei giovanili con la staffetta 4x200, 1:52,45 Zuin, 1:53,77 Colbertaldo, 1:54,95 Baggio. Colbertaldo che sta iniziando a risalire, dovremmo capire quanto ha sfruttato le energie Zuin nel primo 100 che potrebbe pagare o quanto forse si sta preparando allo sprint finale, lasciando qualcosa in questi terzi 100 metri. Certo, dovrebbe lasciare meno sci a Colbertaldo spostandosi un po' lateralmente. Qui l'esperienza del portacolori del Veneto Banca viene fuori e c'è l'attacco nei terzi 100 metri, quelli più difficili da affrontare all'interno di un 400. Colbertaldo che ci mette l'orgoglio, che ci mette la passione e l'amore per la sua squadra, 2:51,44. Zuin che prova a reagire, 2:51,46 e Sciocchetti che rientra in zona podio. Pericoloso anche Cesare Sciocchetti, autore sempre di grandi finali di gara. Federico Colbertaldo ancora davanti, mancano ancora 2 vasche alla conclusione, ancora aperta la gara con Sciocchetti sempre più pericoloso. Il gradino più alto del podio, è tutto da decidersi nel finale. È battaglia serratissima, questo è lo sport, questa è la grinta di un Federico Colbertaldo che ci sta mettendo l'anima, il corpo, il cuore, ma a questo punto la sfida si sposta fra Zuin e Sciocchetti per la vittoria e vince l'esperienza di Cesare Sciocchetti per 3 centesimi alla meglio su Mattia Zuin. 3:48,09, 3:48,12, 3:49,55, ma che dire, ci hanno regalato ancora grandi emozioni.